Per la prima volta nella storia entra in Consiglio dei Ministri il tema dell'autonomia e viene trattato, e soprattutto c'è una presa di posizione, una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice il 15 febbraio, io entro il 15 febbraio firmerò il provvedimento, per cui sarà sufficiente farsi un cerchietto sul 15 febbraio nel calendario e controllare quando arriverà. Autonomia, finalmente, dopo incertezze, richieste di chiarimenti e rinvii, è arrivata la tanto attesa data. Il 15 febbraio il Premier Conte porrà la sua firma sull'intesa, ma da qui alla sua operatività c'è ancora strada da fare. L'intesa con la firma ci manda le Camere, le Camere approvano, dopo l'approvazione delle Camere si inizia proprio col trasferimento delle competenze, che sarà graduale ma ci sarà, e quindi sarà già stabilita la roadmap, come si dice, e quindi tutte le diverse tappe per ottenere l'autonomia piena. Una cosa è certa, il Veneto ancora una volta è cabina di regia del cambiamento. Veneto apripista ha inventato questa operazione e ha fatto un grande referendum, 2.328.000 cittadini hanno votato, e direi che è positivo anche pensare che il Veneto ha già pronto il suo progetto di autonomia con le 23 materie. E se la finanziaria approvata scontenta le categorie economiche, l'autonomia diventa la strada percorribile per raggiungere obiettivi e misure care al Veneto. L'autonomia è la madre di tutte le battaglie, un Veneto autonomo è un Veneto che è in grado di dare risposta alle sue imprese, e non è un caso che le imprese siano al nostro fianco sulla battaglia dell'autonomia.